Music Podcast di Antonio Lai, benvenuti per questa nuova puntata. Abbiamo ospiti eccezionali, uno alla volta, a meno che non capiti una band. Questa volta sono in compagnia, una meravigliosa compagnia di voilà! Sereno! Ciao! Ciao Sereno! Dove devo guardare? Lì in camera. Sereno al secolo Mattia Onnis, io lo devo dire perché è un ragazzo che io conosco da parecchi anni. Adesso quanti anni hai? 40.000. 40.000? 32. Io l'ho conosciuto che era così, adesso quanto sei alto? 2 metri? Lo so, ero già alto così ecco. Probabilmente, anche se a 15 anni. 12 anni, esatto. Sì. Cioè quando abbiamo iniziato insomma esatto, il parlare discorso di musica, musicale, esatto. Beh, un ragazzo che io ho seguito tantissimo, mi ricordo anche qualche concerto alla fiera, uno meraviglioso che mi era piaciuto tantissimo, insomma l'entusiasmo di quegli anni lo conservi ancora, esatto, e finalmente sei approdato ad una tua dimensione ideale, ecco, adesso canti, componi soprattutto. Cosa ti è successo in questi ultimi 15 anni? Sentiamo. Mi sono alzato dallo sgabello della batteria, sono andato davanti al palco. Cosa è successo? Allora, in realtà con le band, quindi da batterista, ho smesso di suonare intorno ai 25 anni, perché sono andato a Roma a fare un master. Quindi da lì insomma non ho più avuto modo di proseguire alcuni progetti che comunque erano ancora vivi. Più o meno nello stesso periodo, già un po' da prima, ho iniziato a scrivere io canzoni. Quindi da lì insomma il pensiero di ci provo, non ci provo, vediamo, insomma poi le canzoni hanno continuato a uscire. C'è sempre quel minimo di timore di mettersi in discussione. Una montagna di timore e altre motivazioni, insomma, comunque legate a insicurezza, anche il fatto probabilmente dal passare da batteria alla voce, quindi la voce è comunque uno strumento, diciamo, che non avevo mai effettivamente sperimentato. Ecco, in questo senso hai dovuto un attimino prepararti. Sì, un minimo sì, nel senso che ho voluto comunque prendere almeno un tot di lezioni di canto per capire almeno un po' la respirazione, queste cose qua. La cosa più difficile in realtà è stata abituarmi al sentirmi cantare. Quindi che già, sai, ognuno ha la propria voce, la sente anche solo quando la sente registrata, fa che schifo, cos'è questa cosa? Quindi un elemento repulsivo. Sì, cantando ancora peggio. Ah sì? Quindi cantando era molto strano, lo è ancora. Hai preso a scrivere canzoni, le tue canzoni sono collocabili in un genere ben preciso o insomma preferisci rimanere libero da cliché? Oddio, vorrei rimanere libero, poi effettivamente si tratta di pop, di musica leggera, quindi visto che ora esistono, anzi già da un po' di tempo, esistono miliardi di etichette, modi di catalogare la musica in base a un genere o varie sfumature, potrei dire faccio indie pop, nel senso che la maggior parte comunque delle influenze quando ho iniziato a suonare erano tutta quella scena romana nuova di Calcutta, Gazzelle, i The Giornalisti, Tommaso Paradiso, tutta quella roba lì, e poi anche qualcosa proveniente comunque da un minimo di background italiano come Cremonini, che comunque io sono cresciuto praticamente, cioè sono nato quando il Luna Pop erano... Nutella e Cremonini. Esatto, beh, Cremonini di oggi è cambiato molto, ti piace di più, è maturato? Allora, forse per un fattore di nostalgia, il Luna Pop, quello che faceva con il Luna Pop, o i primi dischi, tipo Maggese e anche altri, li ascolto sempre con più affetto anche probabilmente, però è uno che mi piace molto il fatto che abbia sempre cercato di sperimentare e sviluppare comunque il sound, quindi anche l'ultimo disco che è uscito è... Si può definire questa qua una nouvelle vague secondo te di cantautorato italiano o se ne discosta per questioni di temi legati ai messaggi che mandano le canzoni? Voglio dire, che differenza c'è tra una Giovanotti ed un Cremonini, se c'è? Rispetto alla scena quella di Romana, questo salto generazionale, esatto. Oddio, lì sono abbastanza vicini secondo me, da un punto di vista sociale, di tematiche, eccetera.
E più magari molti tendono a fare il confronto con la vecchissima scuola, quindi che un po' di cui siamo Dalla, Guccini e circondati, compagnia bella. che lì magari comunque c'era una fetta più grossa di tematiche sociali, più che altro che erano ben in vista, perché oggi comunque o in questi ultimi anni tutta quella scena di nuovo cantautorato, chiamiamolo così, che poi appunto definibile indie pop, di sociale magari ce n'è meno rispetto a, cioè se volessimo fare una statistica, però in base a chi ha avuto quella visibilità, perché poi comunque ci sono quelli che parlano di temi più impegnati, diciamo più impegnati o comunque appunto più indirizzati verso il sociale rispetto ad altri che poi parlano di vita quotidiana, insomma, di cose una connotazione più interessante, leggere. sì, che dicevamo a telecamere spente, è che praticamente nel tuo genere, in quello che fai tu, il messaggio diciamo importante e sociale non appare subito, ma è soltanto una questione di occasioni, può darsi che in futuro arrivi. Per il momento di cosa parliamo nelle tue canzoni? Di quello che ho vissuto negli ultimi 8 anni. Ecco, quindi considerando che sei una persona giovanissima, Sì. ovviamente. Quindi, insomma, parlo di relazioni amorose, comunque sentimenti a valanga. Quindi Pivel, preparatevi perché insomma siamo Ma sul lo mercato, so, vabbè. così scimmia, vabbè, No, non diciamo queste cose. non diciamo No, che potremmo rovinare situazioni particolari in bilico. no, nessuna. No, Vabbè, nessuna. comunque. Vabbè. Basta quello che ho scritto. Comunque, Ottimo, ma che quindi è una sorta di, proprio di manifesto questa... Beh, sì. Sì. Alla fine è veramente segue lo storytelling, cioè un racconto di quello che ho vissuto, di una fetta in realtà di quello che ho vissuto. Ecco, a proposito di negli ultimi anni. storytelling, a parte la musica, perché noi qui parliamo di musica, ma in realtà la musica è l'arte per eccellenza, i latini l'avevano elevata, proprio addirittura anche il termine arte è riferito per prima cosa alla musica. Ecco, a proposito di arte in generale, qual è l'altra forma artistica che ti prende in assoluto? Che ne so, il cinema, la fotografia, il fumetto? Vabbè, sì, tanto. No, in realtà forse quella di cui sono più appassionato dopo la musica è il cinema, credo. Il cinema. Sì. Anche perché cioè, mamma e papà, insomma, mi Figlio hanno d'arte, educato a vedere cinema di un certo tipo da subito. Quindi anche un po' la curiosità di capire, di andare un po' più a fondo nella cinematografia di determinati registi. Quindi sì, quella è un'altra passione grande, da spettatore. Da spettatore, questa finestra sul mondo, ma anche sul tempo, che è il cinema, ti ha mai portato a desiderare di essere nato, che ne so, in precedenza, in qualche periodo X, che ne so, durante gli western, cioè iniziano Così. o altrimenti durante gli anni 60, quando... No, allora, senza andare troppo lontani, io dico sempre, sono nato nel 92, però nel 92 avrei voluto avere 20 anni, più che altro per tutte le band che poi mi hanno, insomma, cresciuto. Quindi Nirvana li avrei voluti vedere. I Red Hot Chili Peppers, che poi li ho visti comunque, però in quel periodo là sarebbe stato più curioso. Però in realtà sono contento perché io sono contentissimo di essere nato perfettamente nell'epoca dei Pokémon, quindi ecco, io sono proprio influenzato estremamente da tutta quella cultura pop giapponese. Ne hai collezionato alcuni? Avrei potuto farlo, in realtà sì? ne ho ancora poche di carte, tutte mangiucchiate perché giocavamo a Scalineddu con gli amici, quindi esatto. E chi è perso? Cioè il personaggio più merdoso che ne so, Pikachu, io non li conosco. Pikachu, vabbè, diciamo. almeno Pikachu già lo vedrai. Sì, no, ma voglio dire, cioè se l'avessi davanti lo prenderei anche il sicuro, però a parte quello, insomma, è un personaggio particolare. È un topo che ti... Un topo? Sì, è un Vedi, topo questo che ti non dà lo la sapevo. scossa. Cioè, Davvero? Sì, è un semplice topo. Una merdona Cioè, elettrica. non semplice, poi una merdona elettrica. Favoloso. Allora, sentiamo un pochino nel dettaglio, perché non è qui soltanto a raccontare. Io vorrei sentire un brano.
Attenzione che qui siamo in totale unplug, il gioco di questo programma nel nostro piccolo è stare in unplug in assoluto, quindi come farai a risolvere il problema se tu sei batterista, cioè noi la batteria non ce l'abbiamo. Magari sono un po' martellatore, come sì? pianista. Come si fa a suonare questa canzone? Ma forse c'è qualcuno in questa stanza che potrebbe aiutarmi, forse. Sì? Oi là, avanti, venga, venga! Magia. Ho evocato Ben che mi darà una mano a fare questa canzone che si chiama Paletta. Dai. Quando vuoi. Sabrina, hai fatto un buco nell'acqua. Un'altra domanda che non ha senso per lei. Tu forse crescerai più distratta, magari più alta, ma è complicato direi. Ti ascolto, fammi un'altra domanda, potrei parlare di tutti i fatti miei. E quando arriveremo a 40 minuti tu forse ti stancherai. Con la tua sigaretta di carta ci parlo per ore. E quando sarai grande abbastanza mi capirai. E come faccio già da molti anni, distruggi la stanza. La tua scuola di danza ce l'ho nella pancia. E come faccio già da molti anni, distruggi la stanza. La tua scuola di danza ce l'ho nella pancia solo per lei. Sabrina, non mi hai chiesto abbastanza, ho ancora più ansia di quella che dovrei. Tu mi hai aiutato a darle una scossa, dove c'era roccia, solo secondo lei. Forse davvero c'è una risposta, non so più stare per i fatti miei. Ma chiedimelo ancora una volta, se probabilmente non capirai. Con la tua sigaretta di carta ci parlo per ore. E quando sarai grande abbastanza la finirai con me. E come faccio già da molti anni, distruggi la stanza. La tua scuola di danza ce l'ho nella pancia. E come faccio già da molti anni, distruggi la stanza. La tua scuola di danza ce l'ho nella pancia solo per lei, solo per lei. Solo per lei, solo per lei. Solo per lei. Solo per lei. Grandiosi, applauditevi da soli. Bellissimo. Comunque questa qui è una canzone Paletta, che fa parte della tua ultima fatica discografica. Sì, è la mia ultima fatica. La data prevista per l'uscita c'è già stata? Non 14 febbraio. 14 febbraio, sì. Ben, alla grande. Come ti ritrovi a lavorare, insomma? Guarda, molto bene. Infatti ho incominciato proprio un giorno, è venuto a casa, non sapevo manco che suonavo il pianoforte. Ah, sì? Mi guarda e facciamo qualcosa insieme. Tu Sì, suoni sì. il piano, innanzitutto è esordito, tu suoni il piano. Sì, lo stavo conoscendo in quel periodo, quindi era una nuova amicizia, compagno di basket di mio fratello. Poi ho visto sto pianoforte in camera sua e ho detto, aspetta un attimo, possiamo fare qualcosa di nostro. Ecco, tra artisti si trova sempre la quadra o a volte si litiga, che ne so, su una tonalità piuttosto che su un riff. Allora, con lui siamo andati veramente come due treni, nel senso che, a parte
lui è stato da subito molto appassionato nel fare proprio queste canzoni, quindi c'è anche la fortuna che gli siano piaciute, ci sia entrato proprio nel progetto, nell'atmosfera, eccetera. E infatti la cosa bella è stata riarrangiare tutti i pezzi così, piano e voce, con molte intuizioni che ha avuto proprio lui senza che io Ottimo. dicessi qui fai un intro, qui fai l'assolo. Anzi, Tutto guarda, veramente tutti e due, alla sua. specialmente trasformandolo in pianoforte, perché il pianoforte comunque non è la cosa più facile al mondo, però siamo riusciti a lavorare molto bene, proprio dal primo minuto, tutti e due con le idee e tutto quanto, e abbiamo fatto una cosa molto divertente pure. Sì, poi l'abbiamo portata pure dal vivo, questo live, insomma, unplugged. Ecco, quali sono appunto i vostri teatri insomma, di prova? Qual è stato? Qual è Per stato? ora abbiamo suonato solo lì. Perché, come sarebbe? Una infatti sola ringrazio volta. Davide dell'Albert Pub perché ci ha permesso Vabbè, di bel fare pub, questa la cosa. grande, certo. Poi in realtà stiamo mettendo su anche la band proprio per State portare i mettendo pezzi, Delfino di insomma, con anche batteria e tutto Una il cosa resto. molto generosa da parte di Mattia, sereno in questo caso, barrato, giusto? Sbarrato, sì. Sbarrato come il Bisogna tram. Ok, sereno sbarrato. ribadirlo. Bisogna dire che da batterista, generalmente noi sappiamo chi ha frequentato un po' la musica, soprattutto uno della mia età, della mia generazione, sa che i batteristi se non pestano non sono contenti, invece tu sì. riesci ad andare d'accordo con un pianista che è l'antitesi Sì. del pestaggio, ciò significa che siete due musicisti molto generosi a vicenda. No, ma poi è sempre questione, secondo me, di alchimia che un po' si vede dal primo, È un po' verissimo. dalla prima improvvisazione insieme, no? Queste cose. Senza incorrere in eventuali, diciamo così, denunce, vi dice, si potete spiegare cos'è Paletta, chi è? Che No, nessuna denuncia. Ah, nessuna denuncia, No, quindi no, funziona no. tranquillo. Ok, di che cosa si No, tratta? allora sicuramente non dirò niente del testo della canzone che ha ok. ispirato questa canzone. Ecco, Posso dire di solo cosa come si parli? chiama, magari. Ah, no, pensavo volessimo Cioè, ci arrivo parlare- dopo. no, Paletta in realtà è il soprannome di appunto Sabrina, Ok. visto che la nomino anche nella canzone, che è la sorellina poi diciamo della donna, della ragazza di cui parlo poi in tutto il disco. Ok. Finora sono uscite 5 canzoni che seguono questo storytelling, quindi questa storia comunque che ho vissuto io e che quindi poi ho riportato in Che canzoni. tu definisci volentieri un concept. Sì, un concept album, alla fine la storia è quella, cioè il disco parte a un punto di inizio e un punto di fine, Di quindi è arrivo. proprio una storia dove viene raccontata questa storia. E in questa canzone appunto mi rivolgo invece alla sorellina che adesso è grande, cioè, Che è grande avrà anche lei, quasi ok. 18 anni credo, quindi E che mi sembra abbia inciso nella sì, vostra storia. dal testo sì, è una sorta di cupido praticamente, Ok. Ho fatto da tramite, insomma. inaspettato. E il soprannome viene da un'altra canzone che lui ridiamo sempre perché l'abbiamo fatta anche dal vivo questa canzone, che comunque è una canzone goliardica molto particolare che si chiama Secchio. Secchio, insomma. Sì, è una canzone che si chiama Secchio. In spiaggia tranquillo. Qui tutto Paletta banalmente viene da lì. Ok. Perché Paletta Secchio? perché? No, viene semplicemente perché ascoltavamo questa canzone a Ok. tutto volume, nonostante appunto le parole, le frasi di questa canzone che sono Fantastico. ad oggi insomma compromettenti. diciamo così. Piuttosto Sì. complimenti. Ok. Sì, potrebbero insomma creare dello scompiglio. Quindi per quello ti ho detto non la nomino, se no l'avremmo fatta anche volentieri No, perché è una canzone meglio- divertente. È meglio stare. Però la sponsorizzo, nel senso, questa canzone è Secchio dei Pop X o Popper, non si sa come si debbano pronunciare. E da qua nasce appunto Paletta, Paletta, con ottimo. tutt'altro mood, tutt'altre atmosfere, però comunque... Nel vasto universo insomma, della musica italiana soprattutto o internazionale, per quanto vi riguarda, da chi vi fate condizionare, a parte i nomi che abbiamo sentito prima che sono Sì, troppo sì, prossimi, ma nomi del passato che magari vi è capitato di sentire, magari spinti dai vostri genitori? È il momento in cui Esatto. tiro fuori il Il vinile, momento. In qualche modo, quel ecco. momento. Ecco, c'è il momento del vinile, ragazzi. Credo ne ho portati due, però visto che mi fai questa domanda, Ecco, vediamo un ti pochino. ho portato direttamente Vabbè, lui. vabbè, questo Vabbè. è il mostro.
E voilà, Pino Daniele, Nero a metà, che poi tra l'altro adesso sta tornando in auge in maniera incredibile perché c'è un film che lo riguarda. Esatto, c'è il documentario. E niente, Pino Daniele è un artista incredibile, a parte che è un cantautore, non dico inarrivabile, ma veramente particolarissimo. Beh, forse un inarrivabile bluesman, forse inarrivabile secondo me per come gusto chitarristico, perché è un chitarrista, è stato un chitarrista micidiale, ma dalle idee fantastiche. Ne hai anche un altro? No, ne un altro, ma più della mia generazione. È non italiano, però. È non italiano, vediamo. Infatti, Però prima te l'ho citati, condizionato. Californication dei Californication, perfettissimo. Ecco, quindi questo qui ti ha condizionato, diciamo così. Sì, più che altro è uno dei vinili che ho, dei gruppi che mi ha condizionato di più. Esatto. Quindi ti avrei potuto portare in Nirvana, sempre rimanendo insomma in tema internazionale. Mentre Pino Daniele comunque, infatti l'ho rubato dalla libreria di papà. Comunque Pino Daniele sia mamma che papà, cioè l'ho ascoltato veramente da prima che nascessi. Sì. Quindi evidentemente mi ha influenzato. Poi c'è anche l'aspetto insomma da batterista di Tullio De Piscopo, che ho studiato proprio nei metodi insomma di batteria. Quindi non è solo una cosa legata a Pino Daniele, che però comunque mi ha sempre... Insomma, tutto Napoli centrale, diciamo. Mi ha sempre affascinato, seppur poi appunto non faccia quel genere. Però ci sono tante cose che a volte ritrovo. Ragazzi, vi ha fatto veramente piacere, siete grandiosi. Grazie. Ricordatevi, Sereno Sbarrato, Ben alla tastiera. Sì, su Spotify poi in realtà non è sbarrato perché non so come si faccia a metterlo sbarrato. Però vabbè, comunque sereno. Nel cavaliere sereno. Ragazzi, vi salutiamo in piedi così vi rendete conto anche della statura di questi due artisti, che insomma più che... Ciao, alla prossima, anzi seguiteci sempre nei nostri social, mettete like, fate un pochino quello che volete, sempre Antonio Lai Music Podcast, oh yes, ciao.